I padroni di casa, per confermare l'antico detto non c'è due senza tre, gli ospiti per confermarsi imbattuti e tornare a casa con qualcosa di prezioso. Sono due grandi nomi del calcio siciliano che giocano oggi per la terza giornata di andata del campionato di eccellenza Girone B, di fronte il Modica e l'Atletico Catania. È cominciata ora la partita e allora prima palla atletista Savasta, prima di lui arriva la cognata ma Savasta è bravo a soffiargli via la sfera e a servire in Catasciato. Prezzabile l'1-2 con Savasta che lascia il pallone ad Catasciato, la palla arriva in area di rigore, Azzara in qualche modo si salva in uscita disperata vitale. Modica che tenta di scavalcare sistematicamente il centrocampo con questi lanci per Savasta. Azzara, occhio a Manfrè, il tiro di Manfrè, la traversa di Manfrè e poi non riesce Azzara. Il movimento di Manfrè, vede e serve Cacciola che arriva di gran carriera, pallone per Incatasciato, il tiro! Salvatore Incatasciato, il Modica in vantaggio quando sono trascorsi 18 minuti, tutto molto bello direbbe Bruno Pizzul. Azzara, occhio perché è partito velocissimo Cacciola in posizione di centravanti, lo segue Savasta, Manfrè conduce lui il contropiede, tiro, Matteo Manfrè, 2-0. Signore e signori, ecco perché i suoi ex tifosi si disperano per averlo perso. Santapaola va a secco a Ballatore e arriva il calcio di rigore per l'Atletico e va con lo scavetto Giannaula a siglare il gol del 1-2. Si riparte con gli stessi 22 dell'inizio. La finta di corpo di Vindigni che riparte di gran carriera. Si ricorda che una volta era un grande terzino di spinta. Ciccio Vindigni entra in area di rigore. Il servizio per Incatasciato, il pallone per Prezzabile. Prova lo slalom. Savasta! E sono 3. Luca Savasta, 3-1 Modica. Terza rete in 2 partite per Luca Savasta. Va Prezzabile, Diop, la cima più alta, torna a colpire Omar Diop, 4-1. Prende l'ascensore, sale sull'attico e va a siglare la quaterna di giornata. Omar Diop, ancora Manfrè, Grasso, il tiro di Grasso, palla sul fondo, colpo di biliardo da parte di Grasso che di prima ha cercato la precisione. Intanto l'arbitro ha messo fine alle ostilità, 4-1 il risultato per la formazione di casa.